Le ricerche di Alex Gerolin si sono concluse nel peggiore dei modi. Il corpo del 22enne di Portogruaro, scomparso giovedì scorso, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nelle acque di Caorle nel canale Cavanella, lungo la litoranea che unisce Bibione alla Brussa. Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile avevano intensificato le ricerche nei pressi del ponte e verso le 12:45 i sommozzatori di Firenze che hanno operato con uno scanner sonar l'hanno trovato. Poi la segnalazione ai colleghi del nucleo di Vicenza che hanno eseguito il recupero e messo la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria. A far concentrare gli sforzi dei soccorritori in quel tratto di canale, già più volte ispezionato nei giorni scorsi ma senza esito, sono state le indicazioni fornite dai carabinieri della squadra ricerca molecolare del Centro Cinofili di Firenze, che nella mattinata di ieri hanno effettuato le ricerche con un cane molecolare che dopo aver annusato un indumento di Alex è stato portato sul luogo dell'ultimo avvistamento del ragazzo, nei pressi di un locale in zona Brussa. Da qui, dopo aver agganciato la traccia, il cane ha percorso alcune centinaia di metri, conducendo i suoi addestratori proprio sul ponte che attraversa il canale e una volta lì si è fermato sul margine sinistro, sporgendo il muso verso il sottostante specchio d'acqua, dove si sono concentrate le ricerche, concluse con esito amaro.